Su una radio bolognese, in seguito alla sconfitta del Bologna contro la Juventus negli ultimi minuti di qualche giornata di campionato fa, è saltato fuori una registrazione andata poi in onda, diventata virale in questi ultimi giorni, dove un telecronista dà la possibilità di parlare ad un tifoso del Bologna in diretta. Questo tifoso insulta in maniera veramente offensiva, in maniera probabilmente senza ritegno, augurando e auspicando che l'aereo della Juventus cada in vista della partita di finale di Champions League contro il Real Madrid. Ecco, io credo che ormai il calcio, ma lo sport in generale, soprattutto il calcio, sia finito. L'epoca degli sfottò, che quelli ci stanno perché fa parte del gioco, fa parte della, diciamo, dei limiti del ritegno, nel senso che uno sfottò fine a se stesso è un conto, c'è sempre stato nel calcio, negli sport, in qualsiasi altro sport, c'è sempre stato da parte dei tifosi, tifoserie, e penso che non ci sia nulla di grave. Quando si arriva a questo, diciamo, è accaduto in diretta durante una trasmissione radiofonica, ma è solo, diciamo, uno dei tantissimi esempi, se vogliamo, questo spiccante, proprio perché comunque è stato fatto all'interno di una diretta radiofonica su una radio di Bologna, è cosa ancora più grave, che addirittura il presentatore ha incitato ancora di più questo tifoso, che poi definire tifoso persone del genere, io penso che non ha niente a che vedere con il calcio, con lo sport. Io da tifoso del Napoli, ovviamente tifo il Napoli, mi vedo la partita, vorrei che il Napoli vincesse, mi diverto quando guardo la partita, spero che una squadra che in classifica è su di me ovviamente perda per poterla superare, così come poteva essere stato l'ultima di campionato della Roma, che si sperava che noi napoletani pareggiasse o perdesse o quantomeno pareggiasse, cosa che non è avvenuta, ma limitandosi per l'appunto a quello che è lo sport, il calcio, del risultato. Finita la partita, ok, ho avuto un po' di amarezza, ok, perché il Napoli ha vinto, la Roma ha segnato il gol del 3-2 praticamente al 91esimo, c'è quel rammarico di non aver potuto fare il secondo posto e quindi l'accesso diretto in Champions League, e quindi il Napoli è costretto a giocare ad agosto per sperare di entrare in questo modo così nei gironi, ma finita la partita, seppur io ami il calcio, ami in generale il bel gioco, perché io, anche se vedo giocare bene la Juventus, e lo può confermare anche un video che ho fatto in precedenza, dove dopo la vittoria della Juventus contro il Barcellona in Champions League, io ho augurato la vittoria da italiano, ho augurato la vittoria della Juventus, la vittoria della Champions League da italiano, perché ovviamente un conto è, voglio dire, un campionato dove c'è anche la tua squadra del cuore che partecipa con la Juventus, la Roma, che sono squadre rivali, ma poi per quanto riguarda il discorso europeo, se una squadra italiana è giusto da italiano, da sportivo, è giusto comunque tifarla, o comunque è giusto avere il piacere
della vittoria. Ma anche se non fosse così, anche se uno sportivamente e calcisticamente vorrebbe la sconfitta della Juve per un odio calcistico, ma ci può anche stare una sconfitta. Ma un conto è quello che avviene durante un match di calcio, quindi il tifare in maniera dignitosa, giusta, inoffensiva. Diversamente è far sì che il calcio, che tramite il calcio, cioè che attraverso il calcio, cioè si utilizza il calcio come mezzo per parlare di diversità tra nord e sud, Napoli qui, Napoli lì, non per nulla proprio nell'ultima di campionato il Napoli contro la Sampdoria ha ricevuto da parte dei tifosi sampdoriani gli ennesimi cori razzisti nei confronti dei napoletani. Ormai probabilmente i napoletani si sono abituati a questo, ma è una cosa che io proprio non riesco a comprendere, proprio come è possibile da una squadra, cioè da una partita di calcio, quindi una città anche che fa parte di un campionato che porta nome della città, di una città, che poi all'interno di una squadra di calcio praticamente al 96-97% non militano nemmeno i giocatori della squadra della città di nascita. Cioè, prendo un esempio del Napoli, il Napoli c'è Insigne che è napoletano, e il resto sono giocatori che vengono da qualsiasi città d'Italia, da qualsiasi altro stato, così come la Juventus, così come l'Inter, che se non erro l'Inter ha sempre annoverato nella sua squadra giocatori stranieri. Quindi sostanzialmente quanto poi una squadra di calcio di una città rappresenta pienamente la città? La rappresenta semplicemente per il nome che porta della squadra e la sede dove effettivamente si gioca la partita, quindi lo stadio. Napoli, no, Società Sportiva Calcio Napoli, la squadra di Napoli, si gioca a Napoli. Ovviamente le persone di Napoli mediamente tifano il Napoli, ma poi andiamo a vedere, ci sarà 1-2 giocatori del Napoli, così come la Roma, così come l'Inter, la Lazio, il Milan, la Juventus, eccetera, eccetera. Quindi partendo già da questo concetto, che poi in fondo, voglio dire, la squadra di una città è relativamente appartenente alla città stessa. Ma al di là di questo, senza nemmeno volermi dilungare sotto questo discorso, ma io mi chiedo, il senso non c'è. Ma poi queste offese che a mio riguardo devono essere assolutamente punite sia perché comunque augurare la morte comunque a dei calciatori, alla Juventus, ma al di là che fosse la Juventus, ma anche se fosse stata la Roma, anche se fosse stato l'Inter, il Milan, il Casalpusterlengo, qualsiasi, non si augura la morte a nessuno. Ma al di là che siano giocatori, non si augurano la morte a nessuno, nemmeno a un tuo vicino di casa col quale litighi. Cioè, è proprio un qualcosa che va contro proprio totalmente i principi e i diritti umani. Qui non c'entra niente più il calcio, cioè il calcio non ha niente a che vedere, e nemmeno il tifo ha niente a che vedere con persone del genere. Quindi bisogna un attimino rivedere le cose. Io credo che ormai il calcio sia finito, è scomparso, il vero calcio, il vero gioco calcio. E questi episodi, tutte queste cose che ruotano intorno al calcio,
ma che vanno oltre i 90 minuti di gioco, tutto ciò che... E di sicuro, ciò che peggiora la situazione sono i giornali, le televisioni, le trasmissioni, che fanno sì che volontariamente o involontariamente incrementino ancora di più le persone ad odiare altre persone. Questo è semplicemente il mio pensiero. E può essere condivisibile o meno, ma credo che un attimino stiamo sforando. Il calcio è l'attenuante per offendersi, quando poi, sinceramente, con tutti i problemi che esistono in Italia, attaccarsi tra nord e sud, tra una città e un'altra, penso proprio che non ha senso, non ha senso di nulla. E tutti questi episodi, tutto ciò che avviene intorno al calcio, che va oltre i 90 minuti di gioco di una partita, ti dico, io guardo una partita del Napoli con la speranza che il Napoli vinca. Se il Napoli perde, ok, ci posso stare male, ma poi è finita là. Cioè, non è se perché ho un amico che tifa Juventus dico guarda adesso non sono più amico tuo, ti odio perché tu tifi la Juve ha vinto lo scudo. Cioè, non è così, non funziona. Cioè, non è un discorso logico, cioè, non ne vedo proprio il senso. Io mi limito a vedere la partita. Mi fa piacere che il Napoli vince perché è la squadra della mia città. Ho sempre tifato Napoli, ma finita la partita, finita là, amici come prima, amici tutti. È quello che vorrei. Io addirittura vorrei che non ci fossero nemmeno le divisioni all'interno degli stadi. Vorrei che tutti andassero allo stadio senza differenza tra una squadra e l'altra, tutti uniti, tra una tifoseria e l'altra, con le bandiere di una squadra e l'altra mischiarsi tra di loro. Ma cioè, io non riesco a capire, a tollerare gli scontri tra tifosi, liti, proprio è qualcosa che va oltre. E tutto questo, sono sincero, mi sta proprio allontanando dal calcio, cioè mi sta allontanando tutto ciò e tutti questi episodi che fanno sì che lo sport più bello del mondo, secondo me, si stia totalmente sia finito, sia scomparso. E questi episodi che ruotano intorno al calcio fanno sì che io arrivo poi a allontanarmi da quello che è la mia passione di vedere una partita, perché so che alla fine diventa più importante ciò che c'è intorno alla partita che alla partita stessa. Questo è il mio pensiero. Un saluto a tutti.